Altro che Fiera di Treviso o del Piave, Pordenone non solo non lascia la sfida con Santa Lucia, ma raddoppia la posta rilanciando sul piatto. Da un certo punto geografico in poi, dal Veneto, diciamo dal veneziano, dal trevigiano, comincia un territorio che ha grandi possibilità di crescita anche dal punto di vista fieristico. Quindi vedrebbe una Venezia, Treviso, Pordenone, Udine, magari anche Trieste? Sì, perché no? Anzi, direi che se ricomponiamo un pezzo della Serenissima dalla parte verso est non sarebbe male. Una visione ampia che guarda ad un territorio vasto con manifestazioni diffuse gestite da un unico ente, che vorrebbe dire più forza economica, più valore nel confronto nazionale ma anche internazionale, senza però cancellare la peculiarità dei territori. Così l'agricola potrebbe fare capo a Santa Lucia, mentre la campionaria a Pordenone e così via, riattivando anche strutture di fatto abbandonate come la Fiera di Trieste. E tutto per creare un centro espositivo dedicato ai grandi mercati esteri. Perché una buona parte di quei mercati sono mercati che riguardano in maniera forte non solo l'area dei paesi dell'est, ma anche l'area dei paesi del nord, penso all'Austria e alla Germania.